I fondamentalismi patriarcali non conoscono confini e provocano conflitti. Per risolverli non servono polemiche strumentali, ma un profondo cambiamento culturale. Scusate il mio italiano, farò del mio meglio. Un cambiamento che può nascere solo dal dialogo e da iniziative concrete e continue, perché la violenza sulle donne appartiene purtroppo alla vita di tutti i giorni. Uno scontro salvezza tra due squadre simili, necessitavano entrambi di una reazione in campo, si è vista la voglia sia di Roma che di Bergamo di vincerla questa partita, sfidandosi punto a punto in un primo set chiuso dalle aerobiche 25-20 in campo, con Capitan Loda a guidare l'assalto di Julio sotto rete e Lanier chiamata spesso a schiacciare, ma è anche sulle imprecisioni di Lanier in ricezione che si basa la tattica di Saia, lo dice spesso nei time out, di cercare l'americana che qualche errore lo commette, ma chiuderà con 26 punti a referto, più 12 rispetto a Emma Cagnin, chiamata in causa soprattutto nei due set finali. Roma fa suo il secondo set anche per un calo di rendimento e di precisione delle ragazze di Giangrossi, che nei time out cerca di limitare la fuga delle capitoline scappate via sul 16-8 nel secondo parziale, mai più raggiunte. 25-14, risultato identico ma a parti invertite del terzo parziale, iniziato con Cagnino opposta di Giulio nel volley Bergamo e con Roma che torna in campo con un pizzico di confusione notata da Saia, che si affida a De Cortes in diagonale per tentare una rimonta che non arriva. 25-14 Bergamo, si va al quarto set, quello che stravolge idee, tatticismi, forse anche qualche convinzione affrettata. Lanier prende punti per Bergamo, Roma allunga fino a un più 5 sul 12-7, il set lo vince Roma quanto 25-14 ed è tie break, di nuovo punto a punto fino al 7 pari, poi Klimez sale in cattedra, Roma allunga 11-9, Bergamo torna 11 pari, altri 2 punti per Roma con Strigo Teloda, quello decisivo lo piazza Pamio, 15-13 vittoria Roma che si prende 2 punti, ne concede 1 a Bergamo, esattamente quello che consente alle aerobiche di rimanere di un passo ancora davanti. Più forte di ogni difficoltà, la Vero Volley Monza espugna il campo della Bosca San Bernardo Cuneo. La gara si chiude al tie break, dopo tanti capovolgimenti di fronte, cambi di inerzia, sorprese ed emozioni. Ma alla fine il carattere delle Brianzola emerge nel punto più difficile, quando dopo l'uscita di Orro per infortunio inizio quinto set, vanno sotto 3-0. I 5 punti di Lis Vanecke invece invertono la rotta e fanno esultare per il 12-15 finale, che vale il quarto successo consecutivo. Eppure la gara si mette bene per Cuneo, che con un attacco fluido e ben equilibrato si aggiudica la prima frazione 25-23. La risposta delle ospiti arriva nella seconda, grazie ai 5 muri e alla verve offensiva di Vanecke e Stisiak, schierata per tutto il match da schiacciatrice per l'assenza di Lazovic. Il 19-25 riapre il match e l'11-25 del terzo set lo indirizza, con Stisiak MVP alla fine, che sale in cattedra con 7 dei suoi 21 punti totali. Pistola cambia assetto, schierando Kuznetsova da opposto, e la russa risponde con 12 punti segnati nel quarto set senza errori negli 8 attacchi. Le locali si aggiudicano la frazione 25-22 con un videocheck contestato che costa il giallo a Gaspari. Poi il finale con altri cambi di inerzia, ma alla fine la vittoria va alle monzesi, che hanno 24 punti da Vanecke, tanti quanti Kuznetsova. Per Danesi e compagne, in attesa di buone notizie dall'infermeria già occupata da Mihailovic, Gennari e Lazovic, una vittoria importante per la grande iniezione di fiducia che ne deriva. Per Cuneo, nel pieno di un calendario complicato, un altro punto ed altri applausi in attesa di gare contro dirette concorrenti. Le emozioni da tie break sono ormai di casa al Palafenera. A distanza di appena 7 giorni, la Reale Mutua Fenera Chieri conquista nuovamente i 2 punti in paio al quinto set, questa volta gestendo la rimonta del Bisonte Firenze. Il rammarico per le padrone di casa di non essere riuscite a fare bottino pieno e chiudere prima il match. Primo set è subito la dimostrazione del buon gioco espresso da Chieri, che già a metà parziale conduce con 5 punti di vantaggio. Firenze dal canto suo riesce però in un paio di occasioni a recuperare e rifarsi sotto, senza arrivare però mai ad impensierire davvero la formazione biancoblù.
con percentuali nettamente superiori e il rientro in campo di Capitan Perinelli a distanza di 9 mesi dal grave infortunio, Chieri chiude sul 25-19. In avvio di secondo set invece Firenze a condurre il gioco, ma Bosio e compagni ripartono dal 7-7, sfruttando gli ottimi ingressi dalla panchina. Ai troppi errori a servizio, Firenze riesce a riparare in qualche modo con altrettanti ace, ma non basta e cede 25-21. Avvio di parziale fotocopia, Firenze avanti 1-4 si fa recuperare sul 5-5. Coach Bregoli conferma il turnover per provare ad arginare le avversarie che invece ritrovano un gioco più ordinato, soprattutto in difesa. L'allungo delle bisontine termina con il 19-25. Si lotta in perfetto equilibrio per gran parte del quarto set, dove nessuna delle due formazioni sembra trovare il giusto spunto per imporsi. Solamente nella fase finale, Firenze, spinta da Mbacalor, conquista 4 punti di vantaggio. Ma Chieri rimane in scia e si riporta sul -1, per poi cedere solamente al fotofinish 23-25. Al rientro in campo per l'atto finale, Chieri è un rullo compressore. Sfrutta il turno a servizio di Cassot e alcuni passaggi a vuoto di Firenze. Capitan Sorokaite prova a suonare invano la carica. Dopo il cambio campo sull'8-2, le chieresi devono solamente gestire il gran vantaggio e chiudere con un perentorio 15-8. Il titolo di MVP di Kaja Grobenna, che conquista quasi un set da sola, 23 punti, ma soprattutto che permette alla sua formazione di lasciarsi dietro proprio la stessa Firenze in classifica. Con una prova senza sbavature, Casalmaggiore ritrova la vittoria e batte con un secco 3-0 Trento. Trasferta insidiosa, ma resa semplice dalle rosa, che al Pala Trento superano agevolmente le padrone di casa, mettendo in scena una partita finalmente da Casalmaggiore. Nel continuo saliscendi di questa stagione, la squadra di Volpini chiude per l'ennesima volta senza arrivare al quarto set. Stavolta nel bene, grazie ad uno sforzo corale e ad un match sempre in controllo. Trentino non scende certo sul Taraflex già sconfitta, anzi, provando a puntare sul proprio muro e su una serata particolarmente buona di Jessica Rivero, resta costantemente in scia, rientrando negli strappi e cercando di non far fuggire le avversarie nei parziali. Cosa che non sempre riesce però e che soprattutto costringe le Dolomitiche a una rincorsa costante. Insomma, la squadra di Bertini lotta forse di più sui singoli palloni, ma le casalesi sono più organizzate e la spuntano sulla lunga distanza. Nella giornata del ritorno da titolare di Polina Rahimova, che non tradisce, Bekis inizia pendendo un po' troppo verso la zera, ma poi si registra e trova in Sherban e soprattutto nell'Embraga delle alternative parecchio valide. Le letture diventano difficili dall'altra parte della rete, i punti più complicati da attaccare contro un muro che invece gioca d'anticipo. Quello che avanza lo salva Luna Carrocci in versione Dyson. Insomma, è una di quelle serate dove funziona tutto per la VBC Trasporti Pesanti, che accorcia su Firenze e Chieri, frenate si avvicenda al tie break e si avvicina all'accesso alla Coppa Italia. Ottavo capo di fila per la Delta Informatica, a secco di vittorie dalla prima di campionato e nonostante il buon volley inchiodata all'ultimo posto. Sole buone notizie per la Megabox ondulati del Savio Vallefoglia. Coach Fabio Bonafede torna in panchina dopo il malore accusato 7 giorni prima contro Firenze e guida la sua squadra, un successo importantissimo nello scontro salvezza contro la Bartoccini Fortifissi Perugia, anche grazie alle sue mosse tattiche. Solo brutte notizie per Elena Velkova e compagne, che chiudono la partita con ben 38 errori in totale, di cui addirittura 19 in battuta, e si ritrovano al penultimo posto in classifica. Si può sintetizzare così il 3-1 maturato al Pala Carnerol di Urbino, che sta diventando un vero e proprio fortino per le marchigiane. 3 le vittorie consecutive della Megabox davanti ai propri tifosi, 8 su 9 i punti conquistati in casa, che valgono al momento il 10° posto in classifica. Bonafede deve ancora fare a meno di Scola e si affida all'unica regista a sua disposizione, Virginia Berasi, mentre Cristofani recupera di Uff e sceglie ancora Lindan Wakalor al centro. Già dal primo set però il coach di Vallefoglia capisce che c'è qualcosa che non va e opta per 2 mosse che alla fine si riveleranno decisive, inserendo Botezat per Mancini e la grande ex Carcases per Newcomb. Perugia vince il parziale per 22-25 con un'ottima di Uff, ma poi comincia la riscossa delle padrone di casa, che iniziano a concedere pochissimo e sfruttano la crescita in attacco di Kosceleva e Carcases e i muri, 6 alla fine, di Jack. Secondo e terzo set se ne vanno in fotocopia per 25-22. Nel momento decisivo del quarto ci mette lo zampino anche Botezat con 2 primi tempi e un muro. Poi è Kosceleva a chiudere 25-21 con difesa al 18° punto. Stesso bottino di Carcases che si prende anche il premio di MVP col 60% in attacco.
Sono 2 punti pesanti, quelli conquistati dall'Igor Gorgonzola Novara in casa dell'Unity Work Busto Arsizio, al termine di un tie break bello e avvincente. Una vittoria che permette alle ragazze di Lavarini di confermare la seconda posizione in classifica, mostrando i muscoli in una partita quasi compromessa e poi raddrizzata con il carattere della grande squadra. Applausi per la Wiba, in grado di mettere alle corde l'avversaria e giocando sempre alla pari. 2 ore e 18 minuti di gioco, di spettacolo all'Iwork Arena e un quinto set condotto dalle farfalle 11-6 e poi perso 13-15. Dalderup, MVP con 15 punti, e Caterina Bosetti sono state le migliori, mentre gli ingressi dalla panchina di Montibeller, Herboz e Bonifacio hanno impreziosito il successo. Nonostante l'assenza forzata di Washington, uscita dal campo per un infortunio, Novara ha continuato a spingere provando nuove soluzioni in attacco. La risposta dell'Uiba è stata altrettanto spettacolare. Sopra le righe le prove di Gray e Mingardi, brilla in seconda linea il libero Zannoni, mentre Stevanovic dà certezza al centro. Le lombarde piazzano 12 muri vincenti, ma calano alla distanza in attacco e soprattutto non riescono a tenere in equilibrio il quinto set, nonostante la condotta di gara fino a quel momento perfetta. Una sfida che alla fine ha consegnato al campionato di Serie 1 2 grandi squadre, Busto e Novara, sicure protagoniste di questa stagione in Italia e in Europa. Ce la fate a contare fino a 76? Sicuramente sì, l'esercizio di per sé non è difficile, solo che ci vuole un po' di applicazione e un po' di pazienza per portarlo a termine. Le stesse doti che ha avuto, con l'aggiunta di una bella dose di elementi pieni di classe, la Prosecco Doc Moco Conegliano per arrivare a 76, ripetiamo 76, vittorie consecutive in tutte le competizioni. Un percorso iniziato il 12 dicembre 2019 a Perugia. La Savino del Bene le ha provate tutte per interrompere questa serie magica. Ha vinto il primo set nella sfida contro le Pantere e è arrivata ad un soffio dall'aggiudicarsi anche la seconda frazione, persa ai vantaggi, salvo poi cadere sotto i colpi di una ispiratissima e per lunghi tratti immarcabile Egonu e le alzate di una geniale e piena di risorse Volosh. Il 3-1 finale ottenuto dal Conegliano in terra toscana lo si può spiegare in soldoni così, ma Barbolini può essere contento per il fatto di aver visto una Natalia finalmente sugli scudi, 18 punti per lei, un'Antropova che può essere un'ottima risorsa a partita in corso e una Castiglio che ha fatto vedere grandi difese nel giorno in cui davanti a sé aveva niente meno che De Gennaro, ovvero probabilmente la migliore interprete al mondo nel ruolo di libero. Conegliano dunque mantiene e rafforza la vetta della classifica, Scandicci si stacca leggermente dal terzo posto, ma entrambe le squadre escono da questo confronto con qualche certezza in più.